siamo in ottimi rapporti con le province, in questi passati 5 anni abbiamo dimostrato di essere loro vicini, siamo l'unica regione che ha instaurato un rapporto completamente diverso rispetto al resto del Paese, dando loro la possibilità, purtroppo con le risorse di cui disponiamo, ma dando loro la possibilità di essere operativi. Abbiamo cercato di mantenere in vita questa istituzione che è prevista dalla Costituzione e che secondo noi è molto importante per tutti i territori. Si è fatto un semistrappo senza trovare una compensazione, quindi è chiaro che in questo momento c'è una vera lacerazione istituzionale, perché c'è un'istituzione che è stata depotenziata e che però non è sostituita da altre attività, quindi è un'anomalia che deve essere sanata. Beh, incontro importante dove abbiamo sancito che insomma, il modello lombardo è quello che ha funzionato, lo possiamo dire a consuntivo. Non è pensabile gestire un territorio come quello della Lombardia di 11 milioni di abitanti, di 1504 comuni senza un ente intermedio che sia efficiente ed efficace. Purtroppo la riforma del Rio non solo ha indebolito le province, ma ha tolto a loro anche una buona parte dei tributi provinciali che servono per fare le attività per le nostre scuole e le nostre strade. Questa è un'anomalia che deve essere sistemata. Prendiamo di buon grado l'intenzione del governo di fare una riforma finalmente seria sulle province, reintrodurre l'elezione diretta, lasciare i tributi provinciali alle province per gli interventi provinciali, non per finanziare lo Stato centrale, e quindi noi siamo assolutamente alleati delle province lombarde. Non abbiamo mai tolto le funzioni alle province perché abbiamo sempre creduto che il modello del Rio fosse fallimentare, possiamo dire a consuntivo che è stato così.